3, 2, 1. Sta arrivando il Natale. Volevo, fare un regalo a Crazy. Un regalo che lui magari non si aspetterà. Vediamo. Cosa gli potrei regalare? Rio, ma tu cosa ne pensi? Cosa possiamo regalare a Crazy? Cosa? Dimmelo, Rio, cosa possiamo regalare? Hai detto telefono. Lui ce l'ha il telefono, un'altra cosa, Rio. Pensa un'altra cosina bella, dai. Cosa? Computer. Ma computer ce l'ha. Rio, aziona un pochino il cervello. Pensa un'altra cosa, vediamo quello che può piacere al tuo padroncino. Cosa? Aspetta, ho sentito bene. Una maglietta Gucci. E tu conosci pure la maglietta Gucci, questo qua? Ma da dove vieni tu? Ma sei veramente un pappagallo di classe, Rio, dai. Cosa che costa un pochino meno, dai, tu vai subito alla grande. Cosa? Questo mi piace, questo, Rio. PlayStation 5. E questo non ce l'ha, dai. Ora vediamo come posso fare. Vediamo. Forza, Rio, mettiamoci in movimento. PlayStation 5. Questa qua mi piace, Rio. Questa ti piace, Rio, amore? Che dici? Prendiamo questa. Questa, Rio. Questa ha detto Rio, ok. Ma già sono finite. Ora come faccio, Rio? Ora come faccio? Non ce n'è più PlayStation 5. Mamma mia, Rio, dammi un altro consiglio. Dato che lui mi fa sempre scherzi, non è che mi sente. Salvo! Dato che lui mi fa sempre scherzi e qualche giorno fa mi ha fatto quello dei capelli colorati, che mi aveva detto che se li doveva fare normali e se li ha fatti colorati, ora vedo se c'è la PlayStation 1, così gli faccio un bello scherzetto. L'investigatrice mamma Madde si mette di nuovo in azione. E tocca capello. Come sono? Bella? Andiamo! Vado a ordinare la PlayStation 1, così le faccio vedere a questo qua. PlayStation 1 disponibile, ok, ordinato. Faccio vedere io questo qua, faccio vedere io. Sarà un bellissimo scherzo. Ragazzi, guardate qua, è arrivata finalmente! Dopo 3 giorni è arrivata la PlayStation 1. Bello scherzetto, appena Crazy la vede. Sapete cosa gli farò credere? Che questa è la PlayStation 5 mentre la 1 la andiamo a nascondere qui dentro questo pacco. Guardate cosa c'è. C'è di tutto, c'è il panettone, c'è la pasta, c'è questo, c'è lo spumante e sotto gli faremo credere che c'è la PlayStation 5. Mentre, altro che 5, andiamo a metterla qui, dai, subito. La mettiamo sotto, così lui non la vede. Ecco fatto, dai, pasta, spumante e si va alla caccia al tesoro. Vai Carly, seguimi. Crazy! Mamma, che vuoi ancora? E perché stai registrando? Ho una sorpresa per te. Il tuo regalo di Natale. Sì, mamma, è il mio regalo di Natale. Come se ci credessi. Senti, è impossibile che tu mi fai un regalo di Natale. Lo dico io perché... No, ormai sento proprio il fiuto degli scherzi. Ma che scherzi! Ti ho regalato una cosa che tu non la potrai mai avere in giro. Non la vedi da nessuna parte. Vieni. Ok, mamma, va bene, sto venendo. Aiai, mamma, ma perché mi stai tenendo per l'orecchio? Aiai. Ho messo pure il cappello. Ho visto. Aiai, l'orecchio. Allora, di che regalo si tratta? Me lo vuoi dire o no? Adesso ti farò degli indovinelli. Sei pronto? Sì, sono pronto, andiamo al dunque. Se il regalo vuoi trovare, dove mangi devi andare? Ma che indovinello è, mamma? Di bambini di 2 anni? È ovvio, in cucina si mangia. Dai, andiamo in cucina. Andiamo. Allora, siamo in cucina. Qual è il regalo, mamma? È questo cesto? No, non è questo. Prossimo indovinello. Se il regalo vuoi trovare, dove ti lavi devi andare? Ma che indovinello è, mamma? Ma pure un bambino di 1 anno saprebbe dove si lava. In bagno, è ovvio. Bravo, andiamo in bagno, andiamo. Eccoci qua in bagno. Allora, dov'è il mio regalo? E guarda dov'è, non lo so, tu devi indovinare. A parte che qua fa buio e poi non c'è il mio regalo, mi stai prendendo in giro o no? Prossimo indovinello. Se il regalo vuoi trovare, da
dove hai iniziato devi andare. Io lo so che tu mi stai prendendo in giro. Mi stai dicendo che mi hai fatto fare un giro inutile e dobbiamo riandare nell'albero di Natale? Sì, finalmente hai capito. Andiamo. Rieccoci qua. Allora, dov'è il mio regalo? È possibile saperlo o no? E dai, avanti. Siamo quasi alla fine dell'indovinello. Guardati in giro. Se il regalo vuoi trovare, in giro devi guardare. Sotto l'albero devi guardare. Beh, siamo in una stanza, il regalo dove si mette è ovvio, dove c'è l'albero di Natale. Ma io qui non vedo niente, vedo un sacco con della pasta e delle cose che non c'entrano niente. Ne sai qualcosa, mamma? Salvo, guarda bene. Se il regalo vuoi trovare, sotto l'albero devi andare. Guarda. Ti sto dicendo che sotto l'albero non c'è niente, c'è un sacco di pasta qui. Allora facciamo così. Dato che tu non trovi questo regalo, bendati. Come Bendati. va bene, mi e bendo. vediamo se lo trovi da bendato. Già mi aspetto delle uova in faccia. Va bene, mi metterò questa benda. Allora, che devo fare adesso? Qua abbiamo il tuo regalo. Qua è il tuo regalo. Ma è quel sacchetto di prima, mamma. Sì, proprio quello. Ok, allora, ecco, c'è della pasta. Oh, calma. Odora. Ma è della pasta, si sente. Che Ma cos'è? che Non lo so, un pasta, panettone, ma che- vabbè. Dai, ti voglio sfollerare una cosa. Lo sai che cos'è? Che cos'è, mamma? La PlayStation 5. Cosa? La PlayStation 5? Ma è introvabile, mamma! Amore, anche se tu non te lo meriti, io te l'ho comprata, dai. Non ci posso credere, mamma, fammela vedere veloce. Aspetta, ma non ci entra in questo sacchetto la PlayStation 5. È tutta smontata, è arrivata tutta a pezzetti. Io l'ho messa tutta qua. Guarda bene quello che c'è qua dentro. Forse perché non si trova e tu sei riuscita a trovarla tutta smontata, per quello. Sì, mamma. Va bene, vai, voglio vedere questo sacchetto. Ragazzi, sono pronto, non ci posso credere. Ok, basta, non c'entra niente. Andiamo con l'altro. Cioccolati, non c'entrano niente. Andiamo con l'altro. Una bottiglia, non c'entra niente, non voglio ancora guardare nel sacchetto. Ok, vedo uno scatolo grosso, mamma. Vedo uno scatolo grosso. 3, 2, 1. Mamma? Mamma? Questa non è la PlayStation 5! Questa è la PlayStation 1! Non vale niente, vale 10 euro questa cosa! Ma guarda che questa è la PlayStation 5. Io ho speso un sacco di soldi e ho fatto fatica per trovarla. Ora mi dici che non vale niente. Ma che stai dicendo? Che ci faccio con la PlayStation 1? Mannaggia, te mi hai fatto pure credere che questo pacco di scatola di funghi è una PlayStation 5! Ma vai a cagare tu e la PlayStation 5, va! E ci avevo pure creduto, Dove vai? Vieni qua. Carmen, dove sta andando questo qua? Io gliel'ho comprata. Ma è la PlayStation 5. Ma non scherzare che sto pacco di plastica non lo vuole nessuno! La PlayStation 1 non regge neanche Fortnite! Mi vuoi dire che regalo è? Ti ho fatto lo scherzo. Io lo sapevo che a te non piaceva questa. Purtroppo ti meriti questa. Questa è per tutti gli scherzi che mi fai sempre. Io non ci posso credere! Mannaggia te che perdo tempo, me ne vado e ti chiudo anche qui! Sì, ti chiudo qui, vai! Oh, perfetto! Mannaggia a me che credo a mia mamma! La vendetta sarà dolce e cara! Scrivetemi qua sotto come mi posso vendicare a questo scherzo di pessimo umore! Non c'è cosa più brutta di credere di avere la PlayStation 5 e poi avere la PlayStation 1!